Ieri va della giornata, Vasarino un'eridade, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiazute, ascoltarino une storiute, conti su se mostri, ogni di si fa così, tutto il miedo gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto il miedo gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Ogni volta che occhiali io alla televisione, non le nuove interessanti. Buondì telespettators e telespetatoris, ben chiatas a queste nuove puntate de nostra trasmissione che voi è in Friul, dal paese di Vencion. Il paradis dal profondi lavande Jenfrilis Prealps Chiarnielis all'estate il Borg tra i Borgs dal 2017, o ben all'estate premiato come il Borg più biel d'Italia. Ioi! Sapeso c'è che us dis? Invece di restare qua, sentate sul sofà, Vencion! Arrivi! Io! A Vencion, alle tance viodi, se di no non sarei su un tra i borgs più biei d'Italia. D'indula tacchino. Alle di origini preistoriche. I primi insediamenti sono che dai Celtis o dai Romans. Vencion. Di tu l'arrivi al che no? Vencion. Ah sì, al rive de Vencionasse, che è un cors di aghe cal cor di questi sbandis. Un look che al merete di Viodi alle dal sigur la cripta di San Michele, la che son C'è? C'è Isa al dentro de cripta di San Michele? Non hai mica capito. O altri svesos in tot, fruits. chiatadis dal cimiteri dal domo tan tempi in daur. La più antica di tutti è stata scoperta dal 1647. Il suo nome è il Gobit. C'è? C'è Isa che ste robe più antiche? Oh, non arrivi a capire. Si può arrivare a Viodilis, l'antiu per una schiala caiut strette so de cripte di San Michele. Per rientrare in questo luogo si ha di comprare un ghetton. Il ghetton lo hai? Ma non sai a c'è che mi covente? Ma io lo metto dentro e qui sa c'è cocchiati. Oh Marisante! Una mummie! Oddio. Come hai capito? La parola che non ieri arrivate a capire e ieri mummies! Mummie? Mummie? Venga, mi contaresti tu alc
detto storie? Ah, vi ho detto qual è un motivo scientifico perdut. La mummia più antica, il gobit, è stata chiattata in tanto che faceva in lavoro in tal domo. Qui sa c'è pure cavaran chiappate. In esposizione in te cripte a son 5 mummies. Questi corpi si sono mummificati in grazie di un processo dal dut naturale, per via dall'ambiente là che si chiattava in gli stombis dal domo. Questo è succeduto in grazie di une muffe, che con un processo particolare, un anno dopo che i corpi venivano sepoliti, diventavano mummificati. C'è robe strane che succedono, no? Il mistero sul perché che questi mummi si sono conservati così bene è anche mo grande. C'è robe interessanti, sfruzzi. Poi c'è tante gole di scuviergi anche mo al di mior. Vighi! Vighi! Ma sì, va bene. Arrivi subito, come torni a casa. O vignerai a Viodi al Catri un'altra volta. Vighi! Fasin un gioco. Viodin si osses boins di indovinare quale che gli è fra questis la ombre des quattro mummis. Chialait la prima mummia in alta manciampe. Quale ise la so sacume? Veso indovinat? La so sacume e iere che in bas a mandrette. Beh non. Cumò chialait ben la mummia in bas a mandrette. Quale ise la so sacume? La so sacume e iere che in alta manciampe. Perfetto. Me cusine e gli bette, aie nessun gli pette, gli è ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, cosa uece che non sconte. Un, due, tre. Fruz, io hai fatto dare un bel scherzo e neanche si è in acquarte. C'è bulle che sono state nomo? Sì, perché io sono i bette e a mi su me bette. Come le clami? Mandi Daria, sono i bette? Mandi, bette, c'è mo di te? Alla di tanto che non ti sente e non ti viodi. No, non è vero che non tu mi viodi se non tu mi senti di tanto tempo. No. Hai tu presente, che tu mi hai viodute con ieri tanninine? Pielute, simpaticute. Io, o ieri, la mummia. Sì, proprio te che tu hai veduto, a Venciò. Ti hai fatto un scherzone di che non tu ti sei neanche in acquario. Ieri stu parda bon, tu? No, tu mi fai spernueriri. Ma su, Daria. Avevi che di fa qualche studio sugli mummi se sono venuti a Vinciò. E mi sono fatte masse chiappate parte. Di buon che ti conosci e sai bene che tu... Che o vuoi conosci sempre tutto. O cirgnovi sta perdut. E sai tu c'è quei scoperto anche che gli mummis sono anche in tanti altri sbandi dal mondo
Sì, sicuro. Per esempio, gli mumis egizi, o sai che sono gli più conosciuti, ma non sono gli più antichi e non sono neanche come che diventano. E per via? Perché gli mumis di Vencion si sono conservati per via di una muffe. Dunque la mummificazione è avvenuta in una maniera del tutto naturale. Invece che altri mumis, per esempio dall'Egitto, hanno avuto bisogno di prodotti specifici per conservare i corpi dai morti. Sono anche altri mumis? Sicuro, gli più antichi sono dal Sud America, di un popolo che si chiamava Cinciorro. Questa sì che è una scoperta. Aspetta che ti conti anche queste. Hai scoperto che gli egizi facevano le mummificazioni dai corpi anche dai cani, dai gatti, dai tauri, serpenti, pesci, robe di no crudi. Di buon che tu sei tanto curiosa, Bete. Tu mi insegni sempre, c'è tante robe interessanti. Allora, aspetta un momento che ti mostri una bella roba. Perché io so i bette e a mi su me pette. Va lis mans a ciampe. Fas un salt a drette. Bale e chiante con vosutis te sacchette. Vosutis te sacchette. Vosutis te sacchette. Era una volta un orcolat che al blu stava sotterra, alzava su e giù, podeca e de là, podeca che sta che fa, che disfa, che torna a fa. Il taramo come un tarloop, du rovina e distrugge, ma la vita bel plan attorna come da il dam. Guardati fur, alle tut scur, la luna li stelis, a son clupadis, per fati dormir, genuchi pivisi,
la paura finché al vendì che sta lì il taramot che tutta il rompe al Budapest ma no tu has dive paura che sta è la natura che affas che addisfa che sta lì il taramot che tutta il rompe al Budapest ma no tu has dive paura che sta è la natura che affas che addisfa che torna a fa Sas tu vegli, io sono stata a visitare Venzon, un paese spettacolare e importante per tanti motivi. E un tra questi è che di una cripta che sotto ospita ben 5 mummie. Sì, parda buon, hai detto mummie. E ho anche saputo che dall'antica Egitto non venivano dome mummificati i corpi dai umani, ma si chiattavano anche mummie di chians, di ghiaccio. Ma figli! Ma tu la schiampi tu! Has tu chiappate pure di essi mummificata anche tu? Frux e visaizi di farsi compagnia a visitare Venzon alle proprie bielle. Mamma! Ieri vade la giornata, Vasarino un'eridade, con bravura io t'aldis, la mia dumpa rinchiamis, tutti insieme in vecchie azzurre, ascoltaremo une storiute, con distrugge mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan.